Bentrovate e bentrovati. Io ho l'onore di portarvi i saluti della città, di tutta la giunta del Consiglio Comunale, e sono molto orgoglioso di essere in questa nostra meravigliosa sede dell'università, in questa, iniziativa che ha un nome meraviglioso, Collega Menti. Quindi ringrazio tutti quanti hanno lavorato per questa iniziativa, in primis il rettore, tutto lo staff dell'Ateneo, tutto lo staff della rivista, che è una delle migliori riviste di Ateneo. Prima lo raccontavamo al nostro amico della Fondazione Feltrinelli, questa Multiverso che ormai ha 20 anni, una rivista molto d'élite, possiamo dirlo, ma di grande orgoglio. Ecco, siamo in questa sala dove abbiamo fatto per 5 anni di fila i magnifici incontri, avevamo qui 80 rettori italiani, abbiamo fatto anche il G7 University, abbiamo Conoscenze in Festa, adesso abbiamo questa nuova iniziativa, Collegamenti, e quindi veniamo da lontano, andiamo lontano. Ringrazio ovviamente, oltre al rettore, anche il direttore messaggero Mosanghini, che è qui oggi ad animare la serata. Abbiamo il nostro presidente della fondazione, che è sempre stata una grande alleata dell'università, anche proprio per l'iniziativa che abbiamo siamo partiti di Conoscenze in Festa, e ringrazio anche il nostro direttore della fondazione Feltrinelli, che è una grande realtà in Italia culturale. Prima a cena ci stavamo dicendo che l'Italia è l'unico paese che fa il 5% del PIL con la cultura, e quindi vuol dire che è un paese che è una potenza culturale ed è anche da questo punto di vista apripista. Mi ricordava proprio il direttore che siamo il paese con maggior siti UNESCO, e questo non è nemmeno questo casuale, e quindi non è casuale che siamo qui nella nostra piccola grande università. E quindi ben trovati a tutti, e andiamo avanti in questa direzione, teniamo alta la bandiera dell'università e di Udine e della nostra Italia. Complimenti. Grazie. Al volo. Grazie Sindaco. Buonasera a tutti, benvenuti a Collegamenti, il festival che incrocia i saperi. Questa sera parleremo con gli ospiti di cultura nel nostro territorio, di come gli enti si possono muovere anche facendo rete proprio per promuovere la cultura e per valorizzare le iniziative. Gli ospiti sono già stati citati dal Sindaco, ma presento alla mia sinistra il direttore della Fondazione Feltrinelli, Massimiliano Tarantino, che viene da Milano, però insomma ha studiato a Udine. Mi diceva prima che ha fatto lo Stellini, i genitori abitano a Percotto, quindi insomma la nostra realtà la conosce bene. Il rettore Pinton, buonasera rettore, il presidente della Fondazione Friuli Morandini. Ecco, con voi parliamo, insomma, sono enti che hanno dei rapporti anche consolidati all'interno del nostro territorio, però vogliamo anche capire, oltre ai collegamenti, così questo gioco di parole anche se vogliamo, no? Collegamenti che è il nome del festival, capire anche qual è l'impatto della cultura con l'economia che muove la cultura. Tarantino, comincerei da lei, ecco, proprio per chiederle uno sguardo, un cappello iniziale su come in Italia appunto si muove la cultura in generale e quale economia muove. Grazie dell'invito, grazie mille a tutti voi di essere qui questa sera, è un grande veramente onore e anche una emozione. Dicevo prima al Sindaco che nella passeggiata prima di venire qui sono andato davanti al Palazzo dello Stellini, che non vedevo da quasi 20 anni, e quindi mi sono sentito un po' più giovane. Col pathos dell'interrogazione? Con il pathos dei quadri
della fine dell'anno che ti diceva se eri Beh, passato. questo periodo sì. Sì, in questo periodo, vabbè, per fortuna non mi è mai successo insomma di non passare, però qualche esametto l'ho avuto anch'io, comunque lasciamo perdere. Poi la strada è andata via dal Friuli Venezia Giulia, sono andato in tante città in Europa e ho la fortuna di avere nel mio recente passato, negli ultimi 20 anni, tante esperienze nel campo culturale sia pubblico che privato. Cioè ho avuto il privilegio di rappresentare la Normale di Pisa per 4 anni, di cui ho diretto la comunicazione, poi una grande impresa come Telecom Italia di cui ho diretto la comunicazione per 7 anni, e adesso da 10 anni dirigo la comunicazione di Feltrinelli e sono il direttore della fondazione, quindi ho una doppia visione della cultura, cioè la cultura privata, ovviamente il gruppo Feltrinelli, uno dei più importanti poli editoriali del nostro paese, il secondo distributore, venditore di libri. Qui a Udine c'è una bellissima libreria Feltrinelli, ce ne sono 120, abbiamo il 20% delle quote di mercato. La Fondazione Feltrinelli invece è una delle prime fondazioni riconosciute dalla Presidenza della Repubblica con il patrimonio vincolato, e molte poche persone sanno, e io vi sottopongo questa notizia, che prima del polo editoriale, prima delle librerie, Gian Giacomo Feltrinelli fonda la Fondazione Feltrinelli. Nel 1950, dal 50 al 54, scrittura, 14 persone, siamo nel secondo dopoguerra, quando si doveva ricostruire l'Europa, quando si doveva ricostruire le città, e quando una delle priorità certo non era quella di conservare, preservare le fonti, gli archivi, i libri, le biblioteche. E da allora noi abbiamo raccolto 1,5 milioni di carte d'archivio, 280.000 volumi, e abbiamo il più grande patrimonio tutto verticale sulle trasformazioni sociali dopo l'Istituto di Amsterdam. È un patrimonio che Milano, il paese, non conosceva. Io sono stato chiamato per renderlo più pubblico, per aprire quel meraviglioso palazzo che abbiamo nel centro di Milano, disegnato da Herzog e de Meuron, di cui vi parlerò nel secondo giro di domande. Il primo punto che io voglio toccare, visto che parliamo di bene comune e che solitamente non si parla di economia nel momento in cui si parla di bene comune, ma i beni comuni per eccellenza sono l'acqua, l'aria, l'energia. Io vorrei tanto introdurre, ho proposto un disegno di legge pochi anni fa, internet come bene comune, come la Corea del Sud che ha nazionalizzato la rete. Comunque questo è un altro discorso. La cultura è l'elemento più distintivo del nostro paese, anche perché è una delle economie che vale di più, anche se a volte alcune parti politiche la denigrano. In realtà è un prodotto che fa e distingue l'Italia nel mondo. Oggi l'Italia è il paese con il patrimonio deputato più dall'UNESCO, più grande rispetto a tutti gli altri paesi del mondo. Il secondo è la Cina con 56 siti, il primo è l'Italia con 58. La cultura nel 2021 ha dato lavoro a quasi 1,5 milioni di persone, con un peso del 5,8% sul totale dell'economia italiana, producendo una ricchezza di più di 88 miliardi di euro, il 6% della ricchezza prodotta in Italia. Raccontavo appunto al sindaco che siamo il paese che in proporzione rispetto alla ricchezza prodotta ha la percentuale maggiore legata alla cultura. Sono dati del rapporto Io Sono Cultura 22. Nel 2021 hanno contribuito a generare questo enorme patrimonio un totale di 270.000 imprese legate al settore culturale. Ancora, è il settore nel quale c'è maggiore compresenza di operatori privati, quelli che ho appena citato, ma di altrettanti lavoratori nel campo del non profit, perché 40.000 istituzioni non profit sono attive in Italia nel campo della cultura. Parliamo dell'11% del totale, con quasi 30.000 lavoratori. Nel 2022 il 30% delle imprese, qui vediamo subito la relazione tra mondo profit e mondo non profit, o comunque tra mondo profit e mondo della cultura, ha dichiarato di rapportarsi con il mondo della cultura attraverso erogazioni, donazioni, partnership, sponsorizzazioni, cioè il senso della promozione di attività culturali per chi fa impresa. Venendo al ruolo dell'editoria, l'editoria, diciamo, il libro in crisi, ci sono varie liturgie sul libro. Non è vero che il libro è in crisi. Il libro ha una dimensione industriale, economica costante negli ultimi 10 anni. Il tema vero è che è cambiato completamente il modo di approvvigionarsi di libri.
le piattaforme digitali hanno cambiato le modalità di acquisto, ma come giro d'affari il mondo dell'editoria tout court, quindi non solo il libro, tutto il settore economico legato all'editoria vale più di 10 miliardi di fatturato, con un significativo impatto occupazionale. Parliamo di 200.000 persone, che non sono affatto poche. L'indotto, che in realtà non è un indotto ma sono segmenti industriali collegati, ad esempio l'industria della carta, l'industria della grafica. Ultimo tema centrale che connota la cultura oggi, cioè siamo nell'epoca della cultura ibrida. Oggi il gruppo Feltrinelli si sta concentrando e abbiamo aperto un dipartimento ad hoc per capire cosa fare dei nostri libri, cioè capire una volta che pubblichiamo libri, quindi una volta che deteniamo il diritto di pubblicare un libro, come possiamo valorizzare quel testo in altre forme. Stiamo lavorando ai podcast, abbiamo un laboratorio presso la scuola Holden di Torino diretta da Alessandro Baricco per la trasformazione dei libri in serie televisive. Quest'anno Netflix produrrà, credo di non chissà se lo posso dire, comunque produrrà la serie televisiva Netflix Italia. Per la prima volta per il mondo produrrà la serie televisiva tratta dal Gattopardo. È un diritto di Feltrinelli, che come voi sapete ha i diritti del dottor Zivago, che hanno reso l'opera cinematografica una delle opere cinematografiche più viste di tutti i tempi. Oggi è l'epoca delle serie televisive, ecco il Gattopardo prodotto da Netflix il prossimo anno sarà a disposizione nelle piattaforme. Allora, l'economia è fatta di prodotti, quindi libri, podcast, serie televisive, prodotti audiovisivi, di luoghi, librerie prima tra tutti, e di luoghi virtuali, quindi luoghi di vendita ma anche luoghi di relazione virtuali. La cosa fondamentale del mercato culturale, l'elemento distintivo non solo del settore culturale ma forse dell'Italia tout court, è che le espressioni culturali, me lo diceva uno dei miei maestri, Salvatore Settis, ex direttore della Normale di Pisa, grande storico dell'arte, trovando un paragone tra l'Italia e la Francia ad esempio. Lui diceva: la Francia ha un patrimonio importante a livello agricolo, ma a livello culturale c'è Parigi, cioè è Parigi il centro di tutto. Noi siamo l'unico paese al mondo in cui in ogni borgo, in ogni piccolo centro, in ogni grande centro abbiamo il cosiddetto patrimonio culturale diffuso. E quindi alziamo gli occhi al cielo, siamo circondati di cultura, nasciamo circondati di cultura, cresciamo circondati di cultura. A noi il compito non solo di valorizzare quel patrimonio, ma anche di trasformare quel patrimonio in cultura diffusa. E cosa voglio dire? Voglio dire che, e vengo alla fondazione di cui poi parlo dopo, il nostro compito di operatori culturali, e questa è la relazione anche tra questo genere di operatori culturali come Fondazione Feltrinelli e le università, è di riuscire a trasformare e di aprire in maniera più diffusa possibile il patrimonio storico-artistico, le nuove produzioni culturali in quello che è il percorso di formazione continua per i nostri connazionali, soprattutto per i più giovani. Cioè quello che gli inglesi chiamano lifelong learning, cioè cultura lungo tutto il percorso della vita, a noi basta passeggiare per una città per fruirlo. È importante però che ci siano luoghi di trasformazione, luoghi di sinergia pubblico-privati, come la sinergia tra noi e l'ambito delle università, per fare di quel prodotto che troppo spesso noi trascuriamo nella mancata valorizzazione in qualcosa che permea la formazione e, perché no, soprattutto la cultura e certa cultura di sinistra non deve continuare ad aver paura di una parola che invece è una parola fondamentale che deve innestare tutti i settori formativi e culturali, che è l'intrattenimento. Non è vero che l'intrattenimento è uno svilimento della cultura, noi siamo qui di fatto per intrattenervi, cioè per stabilire una relazione. Non c'è cultura alta e cultura bassa, c'è la volontà di trasformare un messaggio che spesso viene da attività di ricerca e da luoghi deputati alla ricerca in cultura diffusa. E dobbiamo impegnarci con tutti gli strumenti possibili perché questo accolga le nuove tecnologie, accolga le nuove generazioni e di fatto costruisca il futuro.
Grazie. Allora, vabbè, siamo tutti curiosi e sicuramente chi non l'ha fatto si abbonerà per vedere il Gattopardo su Netflix, ma le volevo chiedere, ha citato prima la cifra, no? 10 miliardi e mezzo più o meno di fatturato. Ecco, qual è il rapporto tra il prodotto tradizionale e i prodotti digitali? Qui in questa slide vi mostro, diciamo, i nuovi fenomeni. Il prodotto tradizionale vale 1,5 miliardi. Si considera editoria tutti i produttori di contenuto, quindi in questo caso 2 notizie importanti. Il libro di carta è il prodotto più resiliente che noi abbiamo mai conosciuto, cioè vince la trasformazione digitale e vince anche la trasformazione dei supporti, quindi l'EPUB, che nel mondo anglosassone ha raggiunto quasi il 15% del mercato, da noi aveva raggiunto fino a 5-6 anni fa il 4%, adesso si è contratto significativamente. Quello che invece sta prendendo piede, perché purtroppo siamo diventati esseri umani multitasking, è l'audiolibro, perché ci consente di leggere in modalità appunto audio e di fare anche altro, non solo andare in bicicletta o in macchina, ma fare un'altra attività, il che non svilisce il contenuto ma trasforma l'economia. E la cosa interessante è che gli editori oggi si stanno ovviamente misurando con queste nuove pratiche, ma stanno accettando la resilienza del prodotto libero e l'integrazione dei nuovi prodotti. Quello che sta accadendo è che i nuovi prodotti e le nuove tecnologie non stanno surclassando quelle precedenti, ma le diverse tecnologie hanno dei pubblici diversi e stanno contemporaneamente contribuendo alla diffusione della cultura. Grazie. Rettore Pinton, l'università, quali alleanze, quali strategie, quali azioni può intraprendere per sollecitare anche lo sviluppo della cultura all'interno di un territorio come il nostro, collaborando con gli altri enti? Beh, insomma, io mi ero preparato anche degli appunti con ChatGPT naturalmente, ma poi sentendo ciò che ha detto il dottor Tarantino credo che sia molto stimolante e fra l'altro se bisogna sfatare un mito anche mettendo in evidenza qual è il risultato poi anche economico, il ritorno economico della cultura, in effetti, allora io poi consideravo già quanti corsi di laurea, studenti eccetera si poteva reclutare e soprattutto avviare nuovi mestieri. È anche vero che poi dalle lauree umanistiche di fatto abbiamo avuto anche dati Alma Laurea recentemente, il livello occupazionale è molto alto, quindi anche lì ci sono un po' dei luoghi comuni che bisognerebbe un po' sfatare. Parto da questo perché penso che poi le università ovviamente lavorano per costruire le professionalità, normalmente le professionalità anche della cultura, e ultimamente nella cultura ci possiamo mettere anche il turismo naturalmente, perché quello che diceva anche Tarantino prima, il passeggiare, ecco, il passeggiare consapevole, insomma, poi alla fin fine diventa anche una cosa che viene piuttosto apprezzato, soprattutto se questo poi arricchisce dal punto di vista culturale, tanto più in questi momenti in cui non è solo utile un collegamento online, ma bisogna anche poterlo toccare, diciamo, il patrimonio culturale. Però in realtà un'altra verità che è stata detta è la possibilità di avere questo sistema diffuso. Tante volte ne abbiamo parlato anche con i rettori o in ambito nazionale e qui è una differenza ancora rispetto alla Francia, ma soprattutto, ripeto, all'America, eccetera. Cioè le università in Italia nascono nelle città, si sviluppano con le città, è un sistema diffuso che al di là dei grandi atenei comunque la capacità di formazione, l'attrazione nei confronti dei giovani è alta anche nelle cosiddette province. Quindi il sistema di formazione, il sistema di creazione di bagaglio culturale in realtà è molto diffuso. Allora a questo punto è chiaro che l'università è intessuta in maniera molto stretta con quello che è il cosiddetto territorio, ma con le città. Un sistema che per esempio a livello americano non succede perché ci sono queste isole, diciamo, felici in cui nascono le università di grande prestigio. Qui c'è la necessità che l'università
svolga un ruolo di sviluppo socioculturale, sì, non si adatti, ma spesso anticipi i cambiamenti e si sviluppi assieme al territorio, anche se il sistema delle città come le conosciamo è nato prima delle università, ma le università insomma sono antiche. Se prendiamo una situazione anche come quella di Udine, di fatto, se questa è un'università nata con il terremoto, in realtà segue comunque una fase di sviluppo della città e del territorio. Ecco, da questo punto di vista è chiaro che l'interazione è fondamentale. Per carità, oggi siamo in una situazione in cui questo tipo di iniziative che è stata lanciata dall'università viene svolta dall'università in maniera piuttosto autonoma, però entra in una di quelle attività che, come fanno anche le fondazioni, tendono a valorizzare quella che è l'attività di ricerca. Alla fine è quello che provoca e dà la innovazione e lo sviluppo culturale. Però come la comunichiamo? Come la trasferiamo? Allora, questo è molto semplicemente comprensibile nel momento in cui trasferisco una tecnologia, un processo, il classico trasferimento tecnologico. Ecco, quello che invece è evidente, molto evidente soprattutto negli ultimi anni, negli ultimi decenni, è che ciò che si trasferisce è anche la cultura e quindi è il momento in cui l'università svolge un ruolo sociale importante. Ecco, una cosa però altrettanto evidente è che questo tipo di attività non la si fa da soli, cioè bisogna creare quello che è un contesto creativo, diciamo, e dove ci sono le associazioni, anche le non profit, che si era detto prima, ci sono le istituzioni governative e anche le fondazioni e a un certo momento però l'importante qual è? Che ognuno di questi ambiti, di questi settori sia direttamente coinvolto in maniera molto attiva. Ecco, da questo punto di vista l'università è pronta a creare queste alleanze. Poi è chiaro che nel momento in cui oggi magari alle 9 è un pochino più semplice, ma alle 3 del pomeriggio con 30 gradi sotto il velario, qui abbiamo un'aula piena parlando sostanzialmente di interdisciplinarità, transdisciplinarità o multidisciplinarità, riempiva il cuore il fatto che forse la gente aspettasse che i relatori finissero per potersi alzare ed andare. Quindi c'è anche una certa, desiderio. E questo non credo che sia un cambiamento, ma semplicemente è un cambiamento di prospettiva da parte delle istituzioni. Cioè l'idea, adesso per carità sdoganata con quella che si chiama la terza missione, a cui dovremmo però fare uno sforzo culturale per trovare un nome diverso, perché sembra la battaglia di bronzo, oppure, ma cos'è la terza missione? Tutto quello che non è formazione e ricerca, forse no, forse conviene definire molto bene e che ci sia con questo un collegamento, permettetemi il gioco di parole, con quelle che sono le iniziative culturali, credo che sia fondamentale. Allora a questo punto si crea un sistema che effettivamente sia win-win. Io credo che il rapporto pubblico-privato, qualunque tipo esso sia, è imprescindibile per evitare l'autoreferenzialità, che è la cosa che evidentemente blocca qualsiasi possibilità di diffusione della cultura. C'è qualche esempio che già ci può dare di queste attività che l'università sta facendo? Beh, naturalmente, a parte questo tipo, era stato citato anche il festival che facevamo tempo fa, in Conoscenza in Festa, in cui mettevamo insieme sostanzialmente, al di là della discussione e la riflessione su temi importanti, anche i rettori che discutevano su argomenti che invece che discutere a Roma discutevano qui. Beh no, il contesto era diverso. Per esempio in questo contesto si poteva, liberi un po' dal condizionamento accademico, definire un documento sulla sostenibilità delle università. Adesso sono 5 anni che tutte le università adottano questo strumento. Però ecco, quello esempi di questo tipo ci sono nel momento in cui, per esempio, svolgiamo determinate funzioni. Per dire, noi come università, le università hanno per esempio attività museali, noi non ne abbiamo. Però abbiamo per esempio un'attività di tutela del patrimonio bibliotecario. Allora, cosa succede? Noi per esempio abbiamo qui una biblioteca Florio, che deriva da una donazione e
e la donazione ci imponeva sostanzialmente di ricostruire il sistema nel Palazzo Florio, che pure avevamo acquistato, e in cui potesse essere fruita e fruibile dall'esterno, anche dagli utilizzatori esterni, cioè resa pubblica. Allora c'è il privato che dona, l'università che gli dà il valore e la possibilità di usufruirne da parte della popolazione, e la regione che inserisce l'amministrazione regionale, questa biblioteca fra le 10 biblioteche di interesse regionale. Beh, questo è un bel esempio di interazione in cui, certo, c'è un benefattore all'inizio, però sostanzialmente si sta creando un sistema di beneficio pubblico. Questo è il caso in cui abbiamo, diciamo, il donatore che è disinteressato. In altre situazioni invece è importante, dove anche l'ente terzo che partecipa realizza un profitto. E allora questo può essere anche in altre condizioni in cui, per esempio, la tutela dei siti archeologici genera una attività culturale e turistica, che peraltro può essere anche assolta con l'assorbimento di competenze che vengono formate all'università. Grazie. Morandini, lei oltre a Presidente di Fondazione Friuli è anche Vicepresidente dell'AICRI, l'Associazione delle Fondazioni e Casse di Risparmio. Ecco, qual è il ruolo di queste fondazioni bancarie, erogative, nell'ambito della cultura? Ma per quello che riguarda, parto un attimo dal territorio, che così ce lo sentiamo più vicino. Dal punto di vista operativo per la fondazione nostra, la cultura rappresenta quel settore dove si realizza ben oltre la metà degli oltre 500 interventi che la Fondazione Friuli fa sui territori ogni anno. Questo dal punto di vista numerico. Dal punto di vista economico, sempre settore culturale, è di poco il secondo settore di intervento, perché è preceduto dalla formazione. Il che significa che noi facciamo grande fatica a dividere formazione da cultura. Non si dovrebbe fare. La somma Fondazione Cultura supera il 65% degli interventi annuali della Fondazione Friuli. Ma vorrei aggiungere un parametro anche ibrido all'interessante illustrazione che ha fatto il dottor Tarantino, e in parte l'ha già colto il magnifico rettore. È un parametro nostro, non è scientifico, però lo consideriamo sempre un riferimento importante per tutte le nostre attività. Noi lo chiamiamo il moltiplicatore, che è il rapporto impuro fra il contributo erogato e il valore totale del progetto sostenuto. Beh, credetemi, in campo culturale, sui nostri territori, quel moltiplicatore lì è uno dei moltiplicatori più alti che abbiamo nel totale degli interventi che facciamo. E questa la dice lunga sulla reattività dei nostri territori, sulla reattività degli operatori e delle istituzioni dei nostri territori. Un settore particolare della cultura è il settore per la valorizzazione e la manutenzione dei beni artistici, perché è un altro intervento nel quale abbiamo un moltiplicatore altissimo. Le fondazioni hanno compiuto 30 anni un anno fa. Fondazione Friuli nei 30 anni ha dedicato a questo tipo di intervento più di 900 erogazioni. Quindi contiamo, entro il 24, di raggiungere il traguardo dei 1000 interventi a favore della tutela dei beni culturali della nostra, delle province sulle quali operiamo. Un aspetto particolare dell'attività culturale, quello che a me piace più di tanti altri, mi piacciono tutti, ma questo è la fortuna di poter ascoltare direttamente dai protagonisti le idee e i progetti che vogliono realizzare. E credetemi che da noi entrano tante persone tutti i giorni, e di queste persone tanti sono giovani, che hanno delle idee fantastiche e ti danno l'idea
dell'effervescenza e della forza che c'è in ambito culturale, nella voglia di fare in ambito culturale, al punto che, e qui vengo alla dimensione nazionale, la scelta di fare impresa culturale può essere, ma direi anche deve essere, una delle valutazioni che i giovani sono tenuti a fare per immaginare il proprio futuro. Come fondazioni, sistema delle fondazioni, abbiamo sostenuto per tanti anni il Founder 35, che era un bando per dare gambe alle idee e ai desideri, alle passioni di questi giovani, ma soprattutto per affiancarli nel riuscire a coniugare l'idea con la fattibilità del progetto, per riuscire a far dare loro una struttura all'impresa culturale. Ebbene, in questi anni di attività con Founder 35 si è creata una comunità di 300 imprese culturali giovanili. Questa è una rete che secondo me ha due valori fondamentali. Uno è l'inclusione, perché è diffusa su tutto il territorio e si parlano tutte le lingue del mondo all'interno di quelle 300 imprese lì. Ed è una rete che ha una generosità fantastica, nel senso che c'è un contatto continuo su qualsiasi problematica che si possa affrontare tra loro, e quello che conta sono le esperienze vissute, e dobbiamo andare orgogliosi che qualcuna di queste imprese è stata finanziata da Founder 35, sono anche nostre qui. Abbiamo Circolo in Circa, abbiamo Io Deposito, abbiamo Casaupa, e sono entusiasti della rete e delle relazioni che sono riusciti a creare. Allora io credo che questo sia, dal punto di vista metodologico, una scelta da proseguire, una scelta che ha trovato una grande risposta da parte dei giovani. E per lo sviluppo futuro, anche dei nostri territori, per l'attrattività dei nostri territori, questi giovani ci insegneranno ben presto che la cultura sia un bene comune, ma lasciatemi dire, è un bene essenziale e oltretutto è un patrimonio relazionale irrinunciabile. Certo. Grazie Morandini. Tarantino, volevo chiedere un commento su quello che ha detto Morandini, in particolare, prima di entrare nel dettaglio sull'attività di fondazione, sull'effetto moltiplicatore che ha notato Morandini. Lei lo condivide? Lo condivido molto. Io ho un rapporto con le fondazioni erogative da tantissimi anni, e da ultimo, per la mia permanenza a Milano, ho avuto il privilegio di lavorare con il presidente Guzzetti, che comunque è un grande presidente, è stato presidente della Fondazione Cariplo per tantissimi anni, e con Francesco Profumo, che è attualmente presidente della Compagnia di San Paolo. Due entità che tra Milano e Torino direi fanno il 50% spannometricamente dell'attività culturale di due delle città più importanti d'Italia. Perché dico fanno? Perché in realtà adesso mi perdoni il sindaco che è rappresentante delle istituzioni e anche il rettore, cioè qui c'è un tema di risorse tra il pubblico e tutte le realtà che non sono pubbliche. Quando io stavo in Telecom Italia e avevo le risorse di una delle più grandi aziende italiane, avevo la fila fuori dalla porta delle persone che volevano che io mettessi il marchietto nei loro festival per poter gestire le sponsorizzazioni. Il mio amministratore delegato, di cui non farò il nome, mi tagliò 12 milioni di euro e mi lasciò con 200.000 euro, che voi immaginate una grande azienda che era abituata ad avere un budget gigantesco. Perché? Perché mi disse, ma no, non è più tempo delle erogazioni. Un'azienda privata non può più fare erogazioni, deve avere un ritorno dell'investimento. E quindi mi disse, se tu mi dimostri che il finanziamento che tu mi chiedi e di cui tu disponi come azienda privata finanzia dei contesti che determinano un ritorno dell'investimento, quindi un ROI, un ritorno dell'investimento per l'azienda, allora io ti torno a riempire il tuo salvadanaio fino al livello di 12 milioni. 12 milioni comunque non sono pochi. Io andai via da Telecom Italia ritornando non a 12 ma a 11, che è stato un mio grande successo. Perché?
perché ho vissuto il periodo in cui Telecom Italia ha fatto lo switch nell'immaginario collettivo da telefono a rete, a doppino e poi a internet, e ho immaginato che tutto il sovvenzionamento che io volevo dare al contesto culturale, finanziai l'Accademia di Santa Cecilia, la Scala, il Festival della Letteratura, cioè l'elenco è lunghissimo, doveste mettere gratuitamente a disposizione quei contenuti del pubblico sulla rete. E quindi non era un marchio, ma era la messa a disposizione su una nuova piattaforma dei contenuti. Le fondazioni erogative, essendo quello che sono, cioè un grande centro lungimirante di produzione di sviluppo culturale per il territorio, non hanno l'approccio commerciale di un'azienda, giustamente, ma badano alla qualità del progetto culturale che sostengono. Non devono, e non lo fanno, fare finanziamenti a pioggia e non considerare come vengono poi gestiti questi denari. Allora, io sono considerato un pazzo e anche un po' di destra, e potete immaginare per dove lavoro che non sono di destra. Perché? Perché gestisco una fondazione non profit con metodi profit. Il che non significa che voglio fare denaro con la mia fondazione non profit, ma che voglio gestire bene i denari che ho e che mi procuro. E tenete presente che dal 2013, quando io sono diventato direttore, ad oggi la fondazione che dirigo ha decuplicato il suo bilancio e i fondi della famiglia Feltrinelli, del Ministero della Cultura e di Fondazione Cariplo sono rimasti gli stessi, il che significa che il 90% dei nostri fondi viene da fondi privati che vedono la Fondazione Feltrinelli come un centro di ricerca e sviluppo sulle grandi trasformazioni. Quindi il nostro presidio sulla storia, soprattutto dell'Ottocento e del Novecento, è stato usato e viene usato da me ogni giorno e dai nostri ricercatori. Tenete presente che in questi 10 anni io ho potuto finanziare più di 150 borsisti e ricercatori con fondi privati e delle fondazioni erogative e con i fondi del Ministero della Cultura, per fare quello che le università mi hanno sempre chiesto di fare, cioè produzione di contenuti culturali transdisciplinari che travalichino le materie, dico io, cioè travalichino le facoltà e che siano almeno per me sempre di ispirazione storica, antropologica, economica e sociologica. Cioè unire questi aspetti consente poi alla capacità dei nostri divulgatori di creare un palinsesto che ha l'impatto che citava prima il Presidente. Qual è questo impatto? È un impatto di costruzione di spirito critico, di coinvolgimento dei cittadini in quelli che sono i trend del cambiamento, di lotta contro l'omologazione, di promozione, di costruzione di futuro che ha al centro la tradizione del nostro paese, delle nostre città, di essere un cuore pulsante della produzione culturale. E la sinergia tra istituzioni private, istituzioni pubbliche e fondazioni erogative garantisce ai cittadini proprio questo, cioè la possibilità di avere accesso a produzioni culturali continuative e, come diceva bene il Rettore, consente ai giovani, nel meccanismo che un po' retoricamente si dice delle nuove start-up, in realtà sono sempre state le start-up, cioè sono nuove imprese che i giovani oggi riescono e possono costruire soprattutto sull'economia della cultura, che appunto, come dimostravo, il 6% del nostro prodotto interno lordo non è affatto poco. Allora, veniamo all'attività della Fondazione Feltrinelli e in particolare anche come vi rapportate, come affiancate l'attività delle università. Dice bene il Rettore, terza missione sembra la medaglia di bronzo, è sempre meglio della medaglia di legno, professore, che è il quarto posto, non c'è la quarta missione. Però la terza missione gli va dato un altro nome, ma sicuramente gli scopi propri, diciamo, dell'università sono la formazione e la ricerca e poi altro. In realtà a me piace definire Fondazione Feltrinelli lo strumento che va a scovare la qualità della ricerca e la trasforma appunto in attivatori di spirito critico, cioè che consente ai docenti di uscire dalle aule universitarie e di mettersi in gioco. È ovvio che c'è un po' darwinianamente la selezione della specie, professore, perché non tutti i professori amano mettersi in gioco. Io che cosa faccio?
per svilire un po' il lavoro mio e dei miei colleghi, teatro. Cioè io aiuto i professori a entrare in scena e quindi a entrare in contatto attraverso la scena con il pubblico. Il principio base è l'storytelling, che non è lo storytelling, ma è lo storytelling, cioè riuscire a contestualizzare un problema complesso, qui abbiamo un maestro di complessità, in una relazione tra chi ne detiene la conoscenza e il pubblico. Il nostro piccolo meccanismo che da un po' di anni andiamo a diffondere non solo a Milano ma in tutti i festival, in tutte le collaborazioni che ci chiamano è non basta essere esperti di qualcosa, ma serve essere esperti di narrativa, e la narrativa passa dall'empatia, e quindi riuscire a toccare le corde non solo del cervello ma del cuore, e riuscire anche ad avere la capacità di uscire dalla specificità cognitiva e riuscire a contestualizzare quella conoscenza nello scenario storico che l'ha generata. Ecco, il rapporto tra storia, conoscenza ed empatia è, diciamo, il nostro mestiere quotidiano. Rettore, invece le difficoltà dell'università per trovare partner anche privati, riuscire a collaborare e ad avviare questa strada, quali sono? Allora, io credo che, in parte è stato un po' detto, no? Ci vuole anche, come dire, la volontà di proposte e di mettersi in gioco. Io, per quanto riguarda i professori che si mettono in gioco e no, mi avvarrò della facoltà di non rispondere naturalmente. Ma detto questo, c'è anche da dire che è stato fatto un piccolo passo avanti, cioè quella che chiamiamo appunto terza missione, che poi in realtà viene declinata, perché deve essere declinata ovviamente in funzione del contesto, dell'ambito territoriale, perché non sono le stesse le istituzioni con cui puoi interagire, non è lo stesso il contesto territoriale, in funzione anche alle esigenze che non possono essere solo generalizzate in alcuni schemi, e viene valorizzata adesso. Cioè nel senso che il sistema di valutazione nazionale delle università e della ricerca prevede che non sia solo valorizzato il numero di pubblicazioni o la qualità delle pubblicazioni che fai, ma anche questa famosa terza missione. Quindi in realtà le università faranno un balzo in avanti in questo senso, lo stanno già facendo, e nell'idea di mettere a fuoco quello che possono fare in questo ambito, perché potranno essere anche premiate in tutto questo e quindi valorizzate. È chiaro che ci vogliono dei facilitatori, a me fa molto piacere, cioè è la seconda volta che mi danno stima, primo gli studenti, poi le borse di studio, ma al di là delle borse di studio, l'idea di scovare, diciamo, il talento nascosto e tradurlo, quello che dicevo prima, per noi il problema non è tanto divulgare, il problema per noi è comunicare molto spesso. Allora, con diciamo, l'esterno, qui per esempio nel nostro contesto funziona molto con le associazioni, noi abbiamo collaborazioni con le associazioni teatrali, però attenzione, per esempio l'Art Bonus è stato utilizzato molto in questa regione. Cito un caso: Confindustria, vedo qua il direttore generale, a un certo momento ha deciso nella possibilità che aveva di restaurare, di strutturare la sua sede, di mettere a posto questa torre di Santa Maria, che è un monumento, diciamo, cittadino, però non l'ha fatto per poi farci gli uffici direzionale e il mega direttore galattico che sta all'ultimo piano che non puoi mai raggiungere, ma in realtà per creare quella che è la vetrina dell'ingegno. La vetrina dell'ingegno in cui ha sostanzialmente detto: noi mettiamo lì quello che è, perché cultura poi in realtà siamo abituati anche a declinarla, quella che è la cultura industriale del nostro territorio. Però lo facciamo creando una narrazione e creando anche una base scientifica forte che possa dire: questo diventa patrimonio culturale per quelli che sono adesso e per quelli che verranno dopo, le giovani generazioni. È chiaro, il gioco forza, che in questo caso chi è stata cooptata? L'università. In questo caso è chiaro che noi avevamo avviato un dialogo in cui a noi interessava, il collega che era storico economico,
recuperare la narrazione o magari le testimonianze di coloro che avevano creato le industrie locali, cioè un interesse scientifico che attraverso semplicemente un dialogo diretto è stato trasformato in un risultato culturale, al punto tale che questo sistema entrerà o potrà entrare nel sistema dei cosiddetti musei industriali italiani. Ecco, questo è, voglio dire, la difficoltà c'è, però, e quello che diceva anche Morandini prima, ma che ha detto anche adesso Massimiliano, cioè non è che si bussa per chiedere il finanziamento. In realtà ci si siede al tavolo per dire: ma possiamo sviluppare un'idea assieme che sia di valorizzazione del mio e sia una restituzione al territorio, e per così bene, allora uno dice: io metto anche dei soldi, che ritorno ho? Un'impresa privata deve avere o un ritorno di immagine o un ritorno di beneficio, comunque o per i dipendenti o per il territorio. A questo punto, se si crea questa condizione, allora c'è il vantaggio reciproco, e a volte ci vuole o l'art bonus o l'intervento pubblico, cioè nel senso che si possono mettere dei finanziamenti costringendo il privato e il pubblico a interagire. Però d'altro canto ci vuole una convergenza di idee. Allora a questo punto credo che la coprogettualità possa generare anche delle nuove idee, e da questo punto di vista possa generare anche dei nuovi lavori, perché le start-up alla fin fine sono anche nuova imprenditoria, ma su argomenti che non necessariamente sono nuovi. Adesso, voglio dire, si parla molto anche della digitalizzazione, e lì sarà, diciamo, l'utilizzo di tecnologie per la valorizzazione del patrimonio culturale. Bene, come l'affrontiamo? Non si può affrontarlo senza avere un contatto diretto con una parte sostanzialmente privata che abbia un interesse anche a fare tutto questo. Ma questo potrebbe alla fine generare anche la produzione di un indotto economico di strumenti che sono necessari per valorizzare il patrimonio culturale. Ecco, tutto questo sta crescendo come la pasta alla pizza, cioè il problema è che essere morbillo non è semplicissimo. Ecco, da questo punto di vista ci vuole. Credo che però debba essere finita da parte dell'università l'idea di andare a bussare alla porta del finanziatore dicendo: io ho un'idea, anche perché noi siamo pochi, però siamo in 1300, abbiamo 1300 idee diverse. Ecco, però il fatto che venga valorizzato questo tipo di attività anche nel piano strategico degli Atenei, nostro compreso, e c'è questa attività che stiamo facendo oggi, c'è l'idea di sviluppare questo tipo di attività e di proporle. Piace? Benissimo. Ti interessa? Lo sviluppiamo assieme. Cioè bisogna anche essere un pochettino, come dire, propositivi, io credo, da questo punto di vista. Morandini, prima mentre il rettore diceva che spiegava la difficoltà di comunicare, lei annuiva, perché... Non lo vedevo. No, non lo vedeva, lei non lo vedeva, no, annuiva, sì. Sì, no, quello era vero, però stavo pensando a una preoccupazione che mi è nata nell'ascoltare sia Tarantino che il magnifico rettore. Stasera per me io la consideravo una seratona, perché è la prima occasione di contatto diretto con la terza missione. Questa mitica terza missione che ne parliamo da anni. Cioè, adesso scopro che ne vogliono cambiare il nome nella serata del debutto, mi avete rovinato completamente la serata voi due. Anche perché, insomma, questa terza missione, per come la capisco io poi, è il momento divulgativo pubblico al di fuori del mondo accademico, dell'attività di ricerca, dell'attività formativa, che l'università ha, ed è un vero e proprio confronto con il territorio e con i cittadini su quello che l'università sta facendo. Allora voi capite che se il tema è la cultura, terza missione diventa un pilastro. Se il tema è bene comune, terza missione diventa un altro pilastro, perché quello è il momento di condivisione con i tuoi territori, col tuo contesto generale di quello che stai facendo. Ma è una condivisione che però segue un indirizzo ben preciso,
perché è l'indirizzo di una strada che ti porta verso un'innovazione sostenibile e condivisa dal territorio. Quindi cambiate pure nome, ma spiegatemi bene poi che questi riferimenti e queste attività devono rimanere. Sulla parte comunicativa ci confrontiamo spesso col magnifico rettore, al quale lui sa, lo possiamo dire, ci diciamo sempre due cose, io te le dico sempre. Per statuto, secondo me, l'università, di solito gli dico, dovrebbe essere avanti 20 anni. Visto il contesto, vista la velocità dei cambiamenti, puoi fare anche uno statuto che sia avanti di 10 anni. Nel senso che poi è l'università che deve anticipare quelle competenze che torneranno utili agli studenti nel mondo del lavoro. E in questo senso, se pensate bene, soprattutto in territori come i nostri, qual è la più grande responsabilità dell'università? È proprio quella di contribuire a disegnare il futuro dei territori. E questa è la prima cosa che di solito ci diciamo. Poi quando si tratta di discutere le aree di collaborazione, l'imperativo che ci diamo è, Roberto, ci guardiamo e diciamo l'ansia di fare la differenza. Perché, considerata la breve storia dell'Università di Udine, che vuol dire anche freschezza, vuol dire anche energia, vuol dire... quindi non c'è una storia consolidata. Siamo giovani e forti, siamo un po' decentrati, ma dobbiamo andare a lavorare sulle cose che ci possono portare all'unicità, non l'eccellenza, l'unicità. E quella è la grande sfida. E su questo piano di collaborazione è piacevolissimo con l'università, perché riusciamo sempre a definire, sì, non facilmente, perché poi e vai lì e gira e cambia, però è sempre stata una collaborazione per gli anni che mi trovo ad essere in fondazione, è sempre stata una collaborazione di grandissima soddisfazione, perché io ho tanti ricordi di passaggi importanti e soprattutto lo sforzo di dare l'idea che fondazione e università assieme riescono a leggere con semplicità e con velocità i cambiamenti che dobbiamo affrontare. E dobbiamo fare anche un altro grande sforzo, ve lo dico oggi, dobbiamo ascoltare ancora di più i nostri giovani. La nostra generazione deve ascoltare ancora di più i nostri giovani. Oggi Demopolis ha presentato uno studio fantastico sulla situazione dei ragazzi fra i 14 e i 17 anni, proprio un'indagine rivolta ai genitori e ai ragazzi. Ci sono degli elementi di criticità. Io mi sono sentito messo a nudo come rappresentante di questa generazione, perché i giovani proprio ti dicono che noi non siamo capaci di ascoltarli, che facciamo troppi riferimenti al passato, che non abbiamo ancora capito che i tempi nostri sono molto diversi dai loro. E soprattutto quello che sentono è che dobbiamo sforzarci di capire le loro idee e il loro pensiero. Non sono loro che devono cambiare, siamo noi che ci dobbiamo impegnare. E dobbiamo dare dei grandi segnali da questo punto di vista. Ma sapete perché? Perché l'ultima domanda che era stata fatta ai genitori e ai ragazzi, la stessa, era come vedevano il loro futuro. Secondo voi com'è finita? I giovani battono gli anziani 53-20, nel senso che il 53% dei ragazzi vede il proprio futuro con ottimismo, i propri genitori lo vedono con ottimismo solo al 20%. Questo per me è un grande dato che ci dà una grande energia, ma magnifico, ci dice quanto lavoro abbiamo e quante responsabilità abbiamo sulle nostre spalle. Morandini, rimaniamo sul tema dei giovani. Le faccio ancora una domanda sui giovani, perché prima, mentre illustrava l'attività di fondazione, ha detto che comunque ci sono molte richieste, molte proposte anche da parte appunto dei giovani. Ecco, in particolare qual è l'interesse dei più giovani?
Anche qui mi rifaccio a un dato che è interno alla Fondazione, ma abbiamo fatto un'analisi abbastanza approfondita delle erogazioni che si fa in un anno tipo. Oltre il 50% delle erogazioni che facciamo sono in progetti riconducibili ad attività che possono coinvolgere i giovani. C'è sì la parte formativa, ma c'è anche l'iniziativa, soprattutto in campo culturale, dei giovani. E sono iniziative che hanno sempre un tratto innovativo di grande rilievo, che si sposa bene con quello che è il mandato fondamentale della Fondazione. Noi dobbiamo spingere e dobbiamo sostenere gli interventi che hanno una connotazione sperimentale anche spinta, nel senso che dobbiamo coprire la possibilità che ci siano anche degli errori. Ma senza questi passaggi qui, che spesso è l'anello di congiunzione definitivo fra le tante analisi che abbiamo e la soluzione di problemi complessi, senza il passaggio sperimentale non arrivi alle soluzioni né dei problemi semplici né dei problemi complessi. E di questa funzione andiamo responsabilmente orgogliosi, perché è la cosa sulla quale spingiamo, e i giovani su questo sono i nostri grandi alleati. Tarantino, le fondazioni, qual è in particolare il ruolo che hanno all'interno del loro territorio? Cioè come si differenziano tra di loro? Per esempio, il successo di Milano. Milano, negli ultimi 10 anni io ho avuto la fortuna di arrivare nel momento in cui diventava sindaco Giuliano Pisapia, e ho percorso tutta l'epopea arancione della gestione Pisapia, il primo mandato Sala e adesso il secondo mandato Sala. È assolutamente incredibile, perché sono arrivato a Milano da Pisa quando Milano era grigina, era molto grigina. E arrivare a Milano in un'epoca in cui c'erano 2-3 milioni di turisti all'anno e adesso Milano è diventata la seconda destinazione turistica italiana con 11 milioni di turisti all'anno, e pensare che Milano è la prima città universitaria con 220.000 studenti e residenti, e pensare che Milano oggi basa il suo successo, proprio il successo attrattivo per gli studenti e attrattivo per i turisti, da una combinazione tra settore produttivo e settore culturale. Cioè hanno scelto, giustamente come diceva il Presidente della Fondazione, di scegliere. E si è scelto di scegliere 3 grandi settori produttivi e di non fare in maniera autoreferenziale la liturgia e la litania di quanto siamo bravi a fare il design, la moda e l'editoria. Ma i settori produttivi, e quindi tutto il mondo confindustriale, tutto il mondo produttivo del design, tutto il mondo produttivo della moda, tutto il mondo produttivo dell'editoria, hanno pensato assieme alla politica, perché la politica non deve recedere dal suo ruolo, cioè deve avere un ruolo da protagonista nell'essere quantomeno il connettore, ok? Tra realtà bancarie o di origine bancaria, realtà culturali e realtà produttive. Milano ha fatto questo. E quindi si è creata una dimensione di città piattaforma nella quale settori che hanno la vocazione di essere produttori di economie sono diventati produttori di cultura. E le espressioni massime della cultura, tra cui le fondazioni, hanno dato una mano. Ed è stata la politica a chiedere di dare una mano. Non solo in termini di economia. La nostra fondazione, ad esempio, richiede denaro ai finanziatori, quindi a noi non potevano chiedere economie, ma hanno chiesto competenze, hanno chiesto proprio la capacità di rendere dei settori produttivi, dei settori che rendessero quel luogo che internazionalmente era conosciuto per essere un po' grigino, e hanno chiesto alla cultura di dargli colore. E questa operazione è riuscita, quindi voglio sottolineare la lungimiranza e la capacità della politica di non essere invasiva ma abilitativa, dell'economia di rimanere in ascolto della cultura e della cultura di mettersi a disposizione. Io penso che questo triangolo sia estremamente virtuoso per qualunque
territorio, e penso che Udine, si può dire, con questa nuova amministrazione possa puntare a diventare forse non un'eccellenza, perché mi piace la distinzione, ma a scegliere di distinguersi, a fare delle scelte e a scegliere di distinguersi nel panorama culturale, anche valorizzando il DNA del territorio e trasformandolo in un elemento attrattivo per il turismo internazionale, che non aspetta altro che non sentire la messa cantata di un'entità produttiva che dice di essere la più brava, ma di essere l'orgoglio di un territorio, di trasformare quel saper fare che è patrimonio immateriale in cultura del territorio e in cultura diffusa. Rettore, e l'università come può cogliere queste opportunità riportando, come diceva Tarantino, colore alla città? Sì, a parte che mi fa piacere che tutti mi dicono cosa deve fare l'università, quindi insomma la sto raccogliendo. Allora, noi abbiamo fatto delle scelte. Nonostante l'università nasca generalista, così come è stato chiesto, e quindi manteniamo quell'assetto lì di fatto, abbiamo deciso di caratterizzare i nostri percorsi, profili, con quello che viene definito un piano strategico di Ateneo, indirizzando su delle macro aree, attività formativa e di ricerca, almeno come linee di indirizzo, che sono in realtà multidisciplinari, o meglio interdisciplinari. Sono i grandi temi di questo momento. Però ecco, per quanto riguarda la terza missione, al di là della denominazione, tranquillo, tanto la fantasia non c'è, è entrato nei documenti ministeriali, quindi rimarrà terza missione per 40 anni. Vi chiederei un nome, cioè lei cosa suggerirebbe anziché terza missione? Adesso lei invece, a Tarantino io la spacchetto. Perché appunto a un certo momento, terza missione, cioè, tutti i colleghi dicevano sì, però io sono andato, ho parlato con il mio vicino ombrellone e ho fatto terza missione. No, ecco, non necessariamente. Allora, ma partiamo dalla valorizzazione di quello che fa l'università e che può fare, no? E quindi poi lo caliamo nel territorio. Noi abbiamo scelto, per esempio, la valorizzazione dell'attività di ricerca immediatamente è la brevettualità di qualche processo o percorso. Noi siamo l'università in Italia che commercializza la maggior numero, la percentuale di progetti su quelli che viene rilasciato, oltre il 50%, non come quantità ma come percentuale. La maggior parte sono brevetti di origine vegetale, calma, non OGM, eccetera, eccetera, ma insomma, per dire le ultime, le viti resistenti alla malattia. Voi dite, ma non fa tanta cultura. No, fermi un attimo. Cioè, in realtà, tutto ciò che fa risparmiare, sono un po' incazzati, devo dire, quelli che producono i fitofarmaci, in quel termine lì, in realtà crea una consapevolezza di sostenibilità. Certo, questo viene preso dall'azienda, i vivai cooperativi di Rochedo, i quali inseriscono nei loro 100 milioni di barbatelle che vendono al mondo anche questo. Ecco, è terza missione, giusto? È valorizzazione, ma è immediatamente tattile, cioè nel senso quello. Quindi questa è una cosa che ci caratterizza e ci rende unici, sono d'accordo, non eccellenti. Unici? Sì, perché questo ce lo riconosce anche l'Europa. Bene, benissimo, allora quella è una strada da seguire. La seconda è il rapporto con il territorio. Cosa facciamo? Dobbiamo creare degli ambiti, delle dimensioni in cui il manifatturiero che qui funziona o queste start-up, diciamo, innovative trovino un ambito, una dimensione in cui, bene, prendiamo un vecchio capannone, lo chiamiamo Unihood Lab Village, perché insomma anche i nomi fanno bello, e questo diventa un posto dove entrano le industrie con i loro ricercatori, noi, e da tramite fanno gli studenti. Certo, la Fondazione Friuli mette dei soldi, noi diamo le borse di studio agli studenti che fanno la tesi lì, e in realtà è il primo momento di placement. Questa non so cosa sia più, se è forse non esiste la terza missione, perché in realtà è confusa con la prima e la seconda. E questo è: dai innovazione al territorio, costruisci questo sistema e aumenti il placement. Questo ci permette di essere fra i primi 5 atenei come placement. Ma adesso non sto dicendo che siamo eccellenti, facciamo esattamente il nostro mestiere cercando di scegliere quello in cui possiamo essere potenzialmente più bravi. D'accordo? Ecco, qui ci va anche un piccolo particolare. Ma chi ha messo i soldi? Noi. Bene. Adesso però l'ha messa anche la Regione, lo mette la Fondazione Friuli che ci crede, l'industria ha cominciato a dire la cosa ci interessa. Se si crea, questo fa.
Il resto della terza missione è, va bene, abbiamo una iniziativa che si chiama Cantiere Friuli, siamo andati in giro per tutto il Friuli a raccogliere le esigenze sostanzialmente del territorio, a cercare di tradurre in strumenti che la politica poi può raccogliere ed eventualmente utilizzare. Ecco, e il public engagement, quello che facciamo oggi è public engagement. Ecco, la caratterizzazione o la scelta di queste cose, si dice noi non possiamo fare tutto, però qualcosa in cui possiamo essere bravi e utili, facciamolo bene, perché questo ci distingue anche se siamo ancora irraggiungibili dai treni. Va bene, però c'è internet, ci sono tante altre cose e via dicendo. Quindi da questo punto di vista l'idea di scelta, certo non siamo a Milano ovviamente, in cui quando poi scelgono lì fanno sistema. Ecco, quello che è importante è che adesso questo non lo si faccia solo, come diciamo, per iniziativa. Ci bisogna sempre che qualcuno faccia appunto la diavolina del barbecue, però a un certo momento bisogna che questo sia digerito da un sistema di cui l'università fa parte. Allora diventa un sistema, diciamo, condiviso. E se la cultura ha senso, è bello perché deve essere condivisa, se no non è cultura. Allora il progetto culturale deve essere questo e in questo senso non deve avere una funzione o un risultato l'università, ma deve creare. Cioè, la prima cosa, insomma, alla fine noi siamo attrattori di studenti. Dico sempre, non siamo molto simpatici probabilmente a molta politica, perché noi abbiamo gli studenti da 19 a 25 anni, stanno con noi. E bene o male gli parliamo. Ecco. Però se noi gli parliamo già in un contesto che non sia isolato, questo aiuta molto a creare poi anche una condizione in cui tutto ciò che formerai creerà cultura non solo qui, ma anche da qualche altra parte. Rubo solo un secondo per dire, noi abbiamo qui un punto di riferimento che sono gli scavi archeologici in Kurdistan iracheno. Sono andato anch'io, c'è la professoressa Boreani che mi ha convinto ad andare con Morandi Bonacossi. Adesso mi ha messo il timbro, non posso andare negli Stati Uniti perché evidentemente sono un terrorista. Allora lì che cosa vai? Perché vai a vedere queste cose? Ma perché la regione Friuli Venezia Giulia finanzia gli scavi in Kurdistan o la Fondazione Friuli? Adesso non guardarmi così che sembra che ti abbia convinto io, ma cioè, e poi vai lì e trovi che questi hanno fatto delle scoperte che hanno vinto il premio mondiale, l'unico premio mondiale dell'archeologia, ma che quello ha generato, non si sa per quale congiunzione d'astri, la creazione di un parco archeologico che viene donato sostanzialmente alle popolazioni. Terza missione? Certo, siamo andati un pochino lontanino dal territorio, ma ti chiedo, stiamo facendo il nostro ruolo ancora o no? Però la cosa bella è che lì questo lavoro non è fatto dai locali, è fatto anche dai locali, con i nostri docenti e i nostri studenti. Ma scusate, questi quando tornano indietro, alla fine con questa esperienza, che cosa riportano nel nostro? E qui veniamo al fatto che se abbiamo dei giovani e le università li attraggono, non bisogna farseli scappare. E se c'è un'uscita, le entrate devono essere quantomeno pari. Ecco, questo non lo può fare solo l'università. Grazie. Tarantino. Adesso vedo, scusami un attimo, che adesso leggevo collegamenti, c'è scritto lamenti, ma io qui mi fermo, perché poi l'università se no si lamenta e basta. Grazie. Dobbiamo aggiustare. Tarantino, due domande per chiudere a lei. La prima, cioè questo modello culturale che abbiamo visto di attività pubblico-privato, fondazione all'estero, come funziona? Sorrido perché la fondazione che io ho studiato e da cui ho copiato il modello per Fondazione Feltrinelli ha un patrimonio intangibile di 12 miliardi di dollari. E negli Stati Uniti il signor Getty, che è uno dei più munifici petrolieri americani, ha donato una quota parte, non tutto, il proprio patrimonio a questa Getty Foundation, 12 miliardi, patrimonio intangibile, i cui ricavi annuali finanziano le attività, diciamo, un po'
come fanno le fondazioni erogative. All'estero vige un principio che in Italia purtroppo, diciamo, non è così diffuso, cioè il privato ha un rapporto con la cultura di, noi diremmo, grandissima generosità. In realtà c'è una forte detassazione di quello che è il rapporto tra l'investimento del privato e l'investimento in cultura, per cui le grandi famiglie perché finanziano a New York il Met? Perché oltre al prestigio, oltre alla comunicazione, i grandi capitali vengono detassati e nella detassazione ovviamente le grandi famiglie ci guadagnano. Poi è una questione anche di privilegio e quindi di status, però è fondamentalmente una questione economica. Il punto cruciale, quando io mi sono occupato anche di Expo Milano 2015 e studiavo che cosa doveva diventare dove si è tenuto Expo Milano 2015. Il punto vero è che quando rettore abbiamo studiato con le università del territorio come far diventare quel luogo un luogo quasi un Porto Franco, quasi una Monte Carlo delle start-up, detassando gli investimenti, ebbene questo avviene a Londra quotidianamente perché è una cosa abituale, perché il governo lo decide e si fa. Da noi stiamo ancora attendendo che venga deciso. Allora purtroppo c'è un rapporto di un pubblico all'estero molto più snello, molto più dinamico, forse anche meno presente, e quindi su questo bisognerebbe anche discutere, perché se il pubblico è meno presente, chi non ce la fa non ce la fa, e invece io preferisco che il pubblico sia più presente per tutelare chi non ce la fa. Ma nell'ambito economico un pubblico così pesante rende diciamo gravoso il dinamismo di un territorio, mentre un pubblico più leggero è anche un pubblico che lascia fare, non come dice il presidente Meloni, non disturbare il manovratore, ma diciamo perché il manovratore deve stare dentro le regole. Secondo me il manovratore deve essere non disturbato, ma deve stare all'interno di regole. E il pubblico inglese o il pubblico americano è dinamico, crea le condizioni perché ci sia crescita di un territorio, e il privato è abituato a dare alla cultura e a integrare la dimensione del pubblico. Quindi questa dimensione di integrazione è molto più spiccata rispetto al nostro paese. L'ultima domanda. Lei vive a Milano, lavora a Milano, però per i collegamenti, usando la parola di questo festival, che ha con questa terra, immagino sarà incuriosito anche a così guardare un po' quello che accade da un punto di vista culturale nella nostra regione. Ecco, è visto da Milano, che valutazione dà? Porca miseria, che domanda in chiusura, qui si mette male. Io ho appena detto al sindaco che mi piacerebbe, dopo 25 anni di peregrinare tra Londra, Roma, Toscana e Milano, mi piacerebbe tornare, però ovviamente bisogna tornare e riuscire a fare insomma qualcosa che capitalizzi le esperienze e anche la volontà di continuare a fare. Penso che tutte le realtà che io ho visto non abbiano il fascino dei luoghi che io ho frequentato quando mi sono formato, cioè Trieste e Udine. Non solo per questione dell'anima o del cuore, insomma, ma anche perché questi territori hanno un elemento distintivo che altrove io non ho trovato, che sarà pure retorico, scusatemi, ma sono le persone. Cioè qui l'attaccamento che io vedo tra le persone e il territorio altrove non c'è. Quindi si può intendere che altrove, cioè Londra, Roma, Milano, si può parlare di cosmopolitismo, ma in realtà io non credo. Io penso che ci sia una vocazione di chi abita questi territori di portare l'orgoglio di essere stati generati da questi territori e di contribuire che questi territori abbiano uno sviluppo, a volte solo economico, e lì si sbaglia. Si fa del bene al territorio quando quello sviluppo economico diventa sviluppo sociale, umano e culturale. Ecco, io auspico che l'intreccio tra politica, economia e cultura possa fare di questi territori, almeno di Trieste e Udine, che sono i territori che mi stanno più nel cuore, un luogo di sviluppo economico, ma allo stesso tempo di sviluppo sociale e culturale. E credo che l'intreccio tra mondo accademico, fondazioni erogative, fondazioni bancarie, mi perdoni, comunque tutto il mondo delle fondazioni erogative, la politica e le imprese culturali e l'intesa della cultura come bene comune siano
la piattaforma indispensabile perché questi territori investano su se stessi per garantirsi un futuro di sviluppo sostenibile da tutti i punti di vista. Grazie. E Grazie. con questo quadro così di ottimismo e di futuro per la nostra regione, per la nostra terra, la ringraziamo per essere stato ospite. Grazie Rettore, grazie a Morandini, grazie a tutti voi, buona serata. Grazie.